E il fatto è che da un po' di anni fa, in piazza Marghera, per raccontare Bhopal, che non trovo una situazione così simile a questa. A Marghera tutti sapevano di cosa avrei parlato, anche se non parlavo esattamente di Porto Marghera. E come qua, oggi, io so che non siete qui soltanto per divertirvi e per avere uno spettacolo, ma perché questa cosa riguarda chi? Riguarda chi abita questo posto. Io vi ho chiesto di dove siete, però è un concetto strano, perché vi ho chiesto dove residete, ma dove abitate? È diverso. Fin dove arrivate tutti i giorni? O tutti i giorni o tutte le settimane col vostro lavoro? Quanti chilometri fate? Io posso dire che abito in questa terra, sì, però anche che l'ho abitata ormai forse è il secondo posto che ho abitato, più abitato nella mia vita. È Treviso, la città il posto dove ho abitato di più, però si sta avvicinando sempre di più qualche altro posto. Io abito qui da 12 anni, ma buona parte dell'anno abito altrove con il mio lavoro, e ci sono parti d'Italia che ho abitato di più, Torino per esempio, ma anche l'autostrada. Io ho abitato l'autostrada, se faccio il conto delle ore della mia vita che ho abitato in autostrada, devo dire che probabilmente quello diventa uno dei posti più significativi. Questa storia che vi racconto oggi, che è fatta di tante parti, parla di abitanti e sostanzialmente della differenza tra essere residenti ed essere abitanti. Residenti è dove si pagano le tasse, abitanti è tutto quel mondo con il quale io, muovendomi, qualsiasi cosa faccia, c'entro qualcosa, modifico qualcosa. Nasce questo lavoro perché un anno fa mi hanno proposto di farlo, me l'hanno proposto come un impegno, perché la Regione Veneto, credo lo sappiate, si è candidata a diventare nel 2019 capitale europea della cultura, e non l'ha fatto, cioè normalmente le capitali, lo dice la parola, sono città. Torino è stata l'ultima città italiana a essere capitale europea della cultura, però loro non hanno candidato Venezia, per dire, no, hanno candidato il Veneto con le sue varie città, e poi hanno cercato di mettere insieme anche le province autonome dell'Alto Adige e del Trentino, lo stanno facendo, e la regione Friuli. Io sono stato invitato a preparare uno spettacolo in preparazione a quell'evento, il Veneto Capitale Europea della Cultura. Il tema del festival a cui mi hanno invitato: la cultura ci farà ricchi. E non sono molto d'accordo sull'idea che si possa candidare il Veneto che io conosco a capitale europea della cultura. Ho dei pregiudizi, però ho detto vabbè, provo. Allora, per provare a me stesso se valeva la pena di candidare il Veneto capitale europea della cultura, ho provato a mettere le mani su delle cose, quelle di cui vi parlo stasera. E in che modo ve ne parlo? Voi accanto. La cultura è difficile. Prima avete sentito, c'erano gli amici dei comitati, Adone, Antonio, gli altri. E allora cosa faccio? Per parlare di queste cose devo mettermi, all'inizio pensavo, mi metto una mascherina sugli occhi e faccio Zorro. Dopo Zorro va a cavallo, io cavallo no. E dopo firma con la Z come Zaia, e allora ho detto no, guarda. Ho pensato invece che Zorro faccio Bernardo. Avete presente il Bernardo?
il servo sordomuto di Zorro, perché l'argomento di cui vi devo parlare io oggi è un argomento da sordomuti, è un argomento sul quale fino adesso di orecchie ce ne sono state poche. La cultura, Madonna, mi sento imbarazzato, anche perché però mi viene in mente come Adriano Durante, mi sento imbarazzato. Qualcheduno sa chi è Adriano Durante? Boia can. Ma possibile, dillo chi lo sa, chi era Adriano Durante? Quando andò in pensione, Gianni Brera scrisse sul Corriere della Sera: è andato e ha appeso la bici al chiodo a Adriano Durante, il più grande gregario di tutti i tempi. Ma siamo matti, io Brera gli voglio bene, ma Durante non era un gregario, ma no, era un passista puro, era uno scattista trevigiano, era solo che non aveva tanta testa. Io l'ho conosciuto una mattina, tanti anni fa, quando ancora avevo uno studio teatrale a Treviso, dove sono cresciuto, e una mattina suona il telefono, non il telefono, suona il citofono, ma che citofono, era un campanello, insomma, quel che era, il campanello era, suona, siamo lì dietro a lavorare, vado, mi fa, se qua studio 90, dico no 90, 900, perché questo è il Novecento come secolo, capio, sto parlando della tradizione del teatro, e cosa sei che fai qua? Teatro. Teatro? Ah, bella cultura. E io comincio incerto a domandarmi se devo chiamare i carabinieri, perché bella cultura cosa. Ma mentre sono lì, che non capisco che succede, lui comincia e attacca e cita esattamente a memoria. L'uomo filosofico ha un presentimento. Dietro questa realtà in cui viviamo ce n'è una seconda, del tutto diversa, ma anche questa è apparenza. E Schopenhauer, e dicendo Schopenhauer, ne guardava come dire, e mie ti savemo chi che sei Schopenhauer, e io in sti casi cosa faccio? Sì, con la testa, no? Schopenhauer, no? Schopenhauer dice che quello di saper che tutto è apparenza è il dono del filosofo. L'uomo che vede come fantasmi le cose che sono immagini di sogno. Io Nietzsche mai letto in vita mia, va bene? Però questa è una citazione dalla nascita della tragedia di Nietzsche. E lui a memoria me la dice. E comincia a parlare e scopro che sto libro è il primo libro che ha letto in manicomio, perché finito il ciclismo, attaccata la bici al chiodo, dice sono andato in manicomio a riposarmi un poco. Non era di quelli furbi, non ha aperto la bottega di biciclette. Si vede che la famiglia per un po' non poteva assistere, l'ha messo lì, ma lui viene da me e mi parla di queste cose meravigliose, e io sono sulle scale, vorrei andare su a lavorare, ma non posso andare via, perché, hai capito, perché è venuto da me lui? Ma dove lo trova lui a Treviso, uno andando in giro a dire che Schopenhauer, capito? Cioè è difficile dire Schopenhauer in osteria, ti prendono per il culo. Allora cercava un posto dove poter comunicare che il libro che aveva letto era bellissimo. Io non l'avevo letto, ma lui era commovente, forte, potente, e aveva un'idea in testa, l'idea che poteva imparare, aver imparato qualcosa da un pezzo di carta, e quell'idea me la porto dietro io oggi, dedicando ad Adriano Durante questo pomeriggio, a lui e a Giorgio Lago, tutti e due passisti capaci di fulminarti con lo scatto.